Grazie per essere venuti, siete numerosi, questo ci fa piacere. Accanto a me c'è Maria Rizzi, che è la presidente o presidentessa, la presidente dell'IPLAC, Istituto per la Cultura. Insieme per la Cultura. È un'associazione culturale molto importante qui a Roma, che è composta da poeti, scrittori, eccetera. Si riuniscono in tutt'altra parte, però da alcuni anni abbiamo iniziato a collaborare e uno dei frutti della nostra collaborazione è questo evento di oggi. Noi abbiamo raccolto come gremio molto volentieri, anche con entusiasmo, il suggerimento del musicista di Nuoro, Ennio Santaniello, e così già e l'invito dell'IPLAC, di Maria Rizzi, a voler organizzare e presentare insieme questo evento. E questo evento consiste nella presentare, siamo alla terza edizione, le altre due edizioni le avete fatte voi, cioè noi entriamo in questa terza organizzazione proprio per raccogliendo il vostro invito e suggerimento. Si tratta di Ennio Santaniello, che è un musicista importante, lui compone e armonizza a testi poetici. Naturalmente i testi poetici che lo coinvolgono li sceglie lui, non è che è il musicista che dice mi musichi questo testo, no? O a pagamento, eccetera. Lui fa tutto generosamente e senza nessun compenso, e fa musica d'autore, perché queste poesie che poi sentirete sono tutte belle. Io ho letto i testi, non conosco le musiche, però sono tutte molto belle perché soddisfano proprio quel principio al quale deve servire la poesia, cioè quello di informare, di trasmettere messaggi, emozioni, sensazioni, e di parlare del bene e del male di questa umanità, che in questo momento il male sembra prevalere sul bene, e però la poesia rimane un'ancora di salvezza, di sollievo. Quindi noi siamo particolarmente felici di questa presentazione, proprio perché ci dà modo di mettere in rilievo quelli che sono i veri valori e i significati della poesia. Poi naturalmente non nascondiamoci che un poeta che è qui presente, che verrà chiamato poi quando viene eseguita la sua poesia, è un motivo di grande soddisfazione. Parliamoci chiaro, senza voler essere vanitosi o autocelebrativi o presuntuosi, però a chi non piacerebbe sentire cantati e musicati i propri versi, qualche proprio verso? E questo oggi si verifica, siamo qua per questo. Io ho detto la mia, adesso passo la parola a Maria per dire la sua e poi procediamo immediatamente con il programma. Grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto io ringrazio nella persona di Antonio Masia e di tutti voi del gremio per l'ospitalità e per aver accettato l'idea di questo ennesimo ponte, perché lo scopo dell'IPLAC è quello, come quello del gremio, di creare ponti e non barriere, no? Tra le associazioni. Infatti noi, ecco, una cosa sulla quale non era giustamente informato, che siamo diffusi su tutta la penisola, e loro sono i nostri referenti sardi, Ennio Santaniello e Francesca Branca. Cioè loro in Sardegna fanno anche cose per l'IPLAC, però le possono fare anche per i gremi, possono fare di tutto, perché appunto noi la cultura crediamo che sia andare incontro. Allora, siamo onorati, abbiamo tante canzoni da ascoltare, per cui io non vi voglio rubare tempo, voglio soltanto appunto dire che è una grandissima emozione stare qui stasera con Antonio, un grandissimo amico, con Ennio, con Francesca, con Nicole e con tutti gli altri, però il programma è lungo e per non tediarvi io direi di iniziare al più presto. No? Quindi sì. Facciamo un applauso a Francesca. Un applauso grande Francesca. Manuela, Nicole,
il microfono. Loro faranno una performance. È tratta dai libri di Francesca, dalle silogie di Francesca, Il tempo del respiro e Noi donne. Ne sono dei libri, se qualcuno li volesse prendere, sono lì a vostra disposizione. La procedura, come procediamo? Procediamo con Fiorella Cappelli, che è dopo 360 gradi, che ha già scritto la prefazione del respiro delle donne e ha da dire che questa serata ha come filo conduttore le poesie della nostra Francesca, perché trattiamo la fragilità in tutte le sue accezioni, lo noterete ascoltando le poesie, cioè si parla di fragilità non solo intesa come malattia ma in tutte le sue accezioni. Fiorella ora introduce brevemente i libri di Francesca Branca, Il tempo del respiro e Le mie donne. tutto a te. Grazie Maria, grazie Antonia. Allora, intanto rinnovo il benvenuto a tutti quanti per questa splendida serata dove sarete tutti protagonisti, ovviamente anche con i vostri testi e con la bravura di Ennio Sant'Agnello. Allora, per quanto riguarda Francesca, dire qualcosa di Francesca, dire poco non si può, però stasera siamo limitati perché abbiamo diciamo un tempo molto serrato per poter fare tutto quanto. Quindi Francesca, molti di voi già la conosceranno, è una docente di letteratura italiana e Francesca ha scritto dei libri, è anche una grande amante dell'arte e del teatro soprattutto, e attraverso i suoi testi è anche, oltre ad essere autrice, è anche attrice, perché con le sue performance che sono state rappresentate e soprattutto con delle ottime registe, sta divulgando con un grande cuore l'amore per gli altri, cioè aiutare il prossimo, ma soprattutto far conoscere la fragilità delle persone, dei meno fortunati, diciamo. Ma la fragilità questa sera, che è un tema molto, è il tema principale, dobbiamo dire che è in senso molto ampio. Qui parliamo di fragilità per quanto riguarda i bambini, per quanto riguarda le persone disabili, per quanto riguarda anche la donna in tutti i suoi aspetti. Allora, per il tempo del respiro, sì, è vero, io ho curato la prefazione di questo libro che è stato edito da Aletti Editore, e questa sera ho preparato una breve, diciamo, introduzione per riagganciarmi poi all'altro libro. In questo libro sono contenute 37 liriche e sono una più bella dell'altra. Allora, un attimo solo. I versi di Francesca Branca sono momenti dedicati alla vita che agiscono sulle corde dell'anima, ne toccano l'intimo, mostrandoci l'incanto di un amore senza confini. Anime in ascolto, teneramente distese nell'acqua limpida, sospese, attese, aggrappate a promesse che la vita ha tradito. Diversità, una parola, 9 lettere, un numero dispari come diverso, dissimile. 37 liriche che non hanno la presunzione di spiegare, di far capire, ma semplicemente di provare a far avvicinare, intersecare mondi diversi, un universo di parole che fanno riflettere sulla diffidenza, sull'indifferenza, sull'assenza di un mondo distratto, dove la parola integrazione termina alle 2 con il suono dell'ultima campana, scrive Francesca. Vocaboli affilati come lame che aprono varchi di luce nel buio della più profonda imperturbabilità per far spazio ad ali di vetro e respiri di polvere d'argento. Fragilità, esseri fragili, ma forse il mondo a non essere alla loro altezza, all'altezza dei fragili.
Così Francesca ci fa dono del viatico di questo libro di poesie, Il tempo del respiro, scelte per condurci verso la scoperta di strade silenziose e poco battute, di rara, innocente, inimmaginabile bellezza che ci schiuderanno alla meraviglia di poter essere migliori. Francesca Branca. Allora Francesca, per quanto riguarda, abbiamo parlato di fragilità, quindi per quanto riguarda l'altro tuo libro, Noi donne, ecco, la fragilità possiamo accomunarla anche a quello che succede alle donne ovviamente. E quindi questa sera, per parlare del tuo libro edito da Mario Luzzi, Noi donne siamo come la terra, vicine alla luna, custodi della vita e dell'amore, il nodo che conduce nel nocciolo dell'esistenza. Ecco Francesca, in questo libro ci sono storie di donne, 10 donne, ma poi ci sono anche 3 poesie bellissime di cui parlerai tu, e devo dire che queste 10 donne sono 10 storie, e sono storie forti, molto forti, che Francesca ha saputo scrivere. Io mi sono veramente, leggendole, mi sono immersa in questo mondo, perché non descrive il fatto fine a se stesso, ma lei descrive tutto, descrive la storia di queste donne, descrive i luoghi, e per essere, diciamo, più vicini a chi non sa nulla di quello che si vive in un posto come magari questi posti che sono la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, che sono posti dove le tradizioni non sono tradizioni soltanto nelle cose belle che ci portiamo dietro e insegniamo ai nostri figli, ma sono state anche opere di padre padrone, di matriarcato, e questo grava moltissimo su quello che è stato poi la vita di queste donne. Sono donne giovani e meno giovani, e ogni storia poi ha l'arricchimento di qualche parola in sardo, che poi ovviamente Francesca descrive e traduce, però questo fa entrare proprio in quello che era quel vissuto. Ci vuoi dire qualcosa, Francesca, di queste 2 bellissime poesie? Allora, intanto va bene, il discorso che unisce i 2 libri appunto è la fragilità, perché la considero una ricchezza, è una grande ricchezza che la nostra società non è capace di accogliere. Il viaggio che io ho fatto è stato un viaggio interiore attraverso la poesia, attraverso il teatro, ed è quello, ho capito che per me l'unica via per esistere è appunto quella di ritrovare questo senso di umanità e questa appunto accoglienza, no? della diversità e della fragilità, che poi è un qualcosa che attraversa tutti i vari momenti della nostra vita. C'è una poesia molto bella, anche cioè molto bella nel senso del significato in Noi donne, che parla per esempio della figura di questa donna, di questa ragazza disabile che viene violentata. È un'immagine forte, a volte sono immagini che io ho percepito, che ho sentito da bambina come racconto, addirittura alcuni hanno riconosciuto proprio le figure reali che sono esistite e che si sono tramandate a volte oralmente e a volte qualcuno è nei miei nipoti. E tutte sono accomunate dalla fragilità o dall'esilio dato da quei tempi, ma dalla forza anche, dalla forza di rinascere, dalla forza di rinascere, perché si può rinascere ogni giorno se non sappiamo accogliere le fragilità degli altri e delle nostre. C'è anche una bellissima poesia dedicata alla libertà delle donne, che mi piace moltissimo, e poi l'altra poesia dedicata alle tue figlie. La faremo sentire, questa della libertà delle donne. Bellissimo, e quello che volevo aggiungere è che ovviamente Ennio ha musicato le poesie, come ha musicato quelle di Francesca, ha musicato quelle anche di tanti altri poeti, e li ascolteremo a breve. Grazie a tutti. Grazie Fiorella. Adesso è il turno della performance di Francesca. Noi per incoraggiare
incoraggiarla vogliamo fare un applauso alla nostra mascotte. Noi abbiamo una socia che è la nostra mascotte, ha 102 anni, ne farà 103 a ottobre, ed è io ho bisogno di toccarla, non si sa mai. E poi è una gioia tutte le volte che viene Maria Lina, è una gioia, è una botta di energia. Adesso 103 a ottobre. Li festeggiamo qua. Li festeggiamo qua, al Gremio. Va bene? Che giorno è quello di ottobre? 5 del 10 del 20. 5 di ottobre. Vabbè, lo festeggiamo. Il giorno dopo c'è il mio compleanno con qualche annetto di differenza. Va bene, grazie. Allora, è il momento di Francesca, cosa devi fare? La prima performance. Ho incontrato le mie donne, sono venute da lontano, hanno rotto il segreto, infranto la vergogna, mi hanno donato una catena e hanno ripreso il largo, mi hanno ridato vita. Io voglio raccontarvi la storia delle mie ossa. E non è facile. Ci vuole tanta pazienza quando fra tante ossa cerchi proprio le tue ossa. Le ho bollite in 5 litri d'acqua e poi le ho scarnificate. E le ho messe al sole ad asciugare per tanto tempo. Le volevo bianche e senza una macchia. E le ho lavate con l'acqua del mare. Lei sta a stare in perfetto equilibrio. Questo invece riesce a vedere al buio e un po' me l'ha insegnato. Di questo invece non conosco il nome, ma lei conosce il mio e anche il vostro. Erano tutte perse, sparse e io le ho riunite. Questo è stato il mio viaggio per arrivare all'essenziale ed io ve lo regalo.
Lei è Lina, una bambina, lunghe trecce e colonniere. Lina, abiti riusati, ciottolato nella stradina, le more pestate in un bicchiere a fare il vino, ginocchia graffiate, scarponi neri, quelli pesanti, da uomini veri, gambe troppo magre, e quella porta verde, quei cioccolati in mano da vecchio, mani addosso, promesse, minacce, sporca, tanta vergogna, acqua di mare, di fiume, di fontana, acqua piovana, ti lavavi in una lotta vana, non eri stata creduta, ma quel giorno la voce di tuo padre: non avere paura, nessuno più ti sparerà la strada, aperta la via a passo leggero, ma cade il cielo, quello rosa e un filo grigio impigliato dentro il cuore. Bene, adesso cominciamo con la musicalità delle poesie che vi sono state date. Sì, allora iniziamo di Antonio a chiamare così. Allora chiamo per prima Silvia Cozzi, la nostra segretaria, che ha scritto la poesia Che ricambi l'organza, musicata da Ennio, che non l'ha mai ascoltata, quindi Silvia per la prima volta qui adesso ascolterà. Peccato perché è anche cantante, lo sai. Lo so bene, le vivo vicino. Allora, questa l'ho memorizzata con una ballata delicata. Il libretto. Potete guardare nel libretto e seguire le parole, è il primo brano. La grazia spegne ancora in un sorriso che il male non riesce a consumare. Ha occhi come il mare che brillano tra i solchi della vita, ti guarda e non ti vede in un'assenza che la porta lontana. Si mischiano brandelli di esistenza, le grida dei bambini, un'alba ormai sbiadita, il pane sulla tavola è partita, confusi tra il passato ed il presente, danza nella mente i volti un tempo cari, che la coscienza ormai dimenticati, in questa incontrollata confusione si appanna anche il dolore, e in una condizione di incoscienza non sa capire cosa sia l'amore, se stringi la sua mano un po' più forte, per un momento preferirà la morte. Stringi la sua mano un po' più forte, per un momento preferirà la morte.
strada che la porta lontana, tra onde di ricordi si mischiano brandelli di esistenza, le grida dei bambini, un'alborza sbiadita, il pane sulla tavola infantile, un'alborza sbiadita, il pane sulla tavola infantile. Allora io ti consegno la pergamena. Allora procediamo e chiamiamo qui Teresita Ruiu. Brava! La nostra requisita. Teresita. La sua poesia è Ti cercherò. Ti cercherò. Mi servono 2 secondi per mettere i parametri della mia tastiera, questi sono i miei musicisti, ovviamente. E se dovessi pagare il bassista, il batterista, e cose buonanotte. 2 secondi? Va bene, in questi 2 secondi io ricordo che l'anno scorso, a settembre, abbiamo avuto qua in questa sala Ennio Sant'Agnello, Francesca Branca e la figlia Nicole Bertucci, per un evento che abbiamo voluto titolare proprio Diversità, e l'abbiamo fatto assieme all'associazione all'associazione culturale Tommaso Moro, il cui presidente è qua da noi, Antonio Caso. Voglio salutare anche la presidente dell'associazione dei pugliesi, Irene Ventura, che è da lì, anche perché noi ci troviamo nei locali dell'UNA, l'Unione delle Associazioni Regionali, che mette insieme tante associazioni, gestisce questi locali, sono del comune, ma incentivi per le nostre attività. Sono finiti 2 secondi? Sì, pronto. Ti cercherò nella stanza che racchiude i disegni scomposti, mi abbraccio e terrò io casconi perdute. Ti chiamerò con voce suadente, ma non ascolterai il mio canto di sirena. Lo so, come cenere di nebbia tra note spente nei prati di Ascolelli, sei volato via, non ci sei più, non ti trovo più, mio sublimato amore, ti cercherò. Ti chiamerò con voce suadente, ma non ascolterai il mio canto di sirena.
la pergamena. La pergamena l'ha preparata Silvia Cozzi. Grazie, ringrazio molto. Silvia che grazie. Io volevo sapere se è arrivato Luca Giordano. C'è? Sì. Lì. Allora Luca, tocca a te, vieni. Aspetta. Grazie. Luca. Luca Giordano. Luca Giordano, il canto dei dispersi. Il canto dei dispersi, c'è? Ma dov'è? Ah, ma non è arrivato Luca? Lo lasciamo, vai con la- Allora saltiamo. Abbiamo dunque Isoletta Antica, che è di una poetessa del Gremio. Aspetta un attimo. Concetta Casu, L'alba oltre il tramonto di Isoletta Antica. Concetta Casu c'è? Eccola. Eccola. Antonio, accompagnala. Accompagnate. Il marito qua. Siamo pronti? Può essere che Concetta non riesca a sentire la poesia no. Però in spirito sì, lei è l'unica che l'ha già sentita o ha provato di sentire. Antonio l'ha ascoltata. Va bene. Vai. Per venire qua Antonio, vieni vicino a te.
voleva dire che quell'isoletta antica era Sardegna. Magari avete già capito. Grazie. Allora adesso chiamiamo Roberto De Luca per la sua poesia Clochard. Vai Roberto. Con una sorpresa che non sa nessuno. Grazie a voi. Un attimo solo. Un bel valzer in inglese per Clochard. Stavi lì in un angolo nero, lontano dal mondo, in un tempo parallelo. Tante volte mi sono chiesto cosa possa fare, dove possa andare uno come te. Dentro una chiesa deserta, da dove viene la fame e il freddo, fragile di fronte alla gente Clochard. Se ci fosse il tuo posto, cosa farei, dove andrei, nelle sere solitarie? Queste le domande che si fanno strada nella mente, mentre passeggio avvolto dalla folla per le vie della città. Rovisti le tue buste, nessuno ti vede, nessuno ti guarda. Laggiù uno spicchio di cielo si fa largo tra i palazzi e tu, sguardo fisso a terra, evadi nella tua eterna evasione e la strada appare come un cerchio chiuso nel tuo disconnesso pellegrinaggio per le strade del mondo. Clochard, per le strade del mondo. Clochard. Dentro una chiesa deserta, da dove viene la fame e il freddo, fragile di fronte alla gente Clochard. Se ci fosse al tuo posto, cosa farei, dove andrei, nelle sere solitarie? Queste le domande che si fanno strada nella mente, mentre passeggio avvolto dalla folla per le vie della città. Rovisti le tue buste, nessuno ti vede, nessuno ti guarda. Laggiù uno spicchio di cielo si fa largo fra i palazzi e tu, sguardo fisso a terra, evadi nella tua eterna evasione e la strada appare come un cerchio chiuso nel tuo disconnesso pellegrinaggio per le strade del mondo. Clochard, per le strade del mondo. Clochard.
aperto. Adesso tocca ad Alfonso Angrisani con Inverno. Inverno. Eccolo Alfonso, sta arrivando. Un applauso per Alfonso. Sì? Volevo solo ringraziare Luna, l'associazione dei Sardi, e tutti i presenti e l'associazione Pugliesi, sono palese, farebbero dire. Deve diventare mio socio. Sì, perché poi mio padre è di Morfetta, mia madre è di Trani, è difficile essere più pugliese di me. Chiudo qui. Questo pezzo ha un'aria progressiva, di ricerca. Un filo di luce attraversa oltre la finestra l'erba. Tutto diventa preghiera silenziosa, incantesimo dei colori, persino la linea grigia che divide la campagna. Sempre un leggero rasoio, il brusio delle macchine. C'è una bellezza fragile, inspiegabile, che possiamo solo sfiorare con notte segreti un mattino, un mattino. Incantesimo dei colori, persino la linea grigia che divide la campagna. Sembra un leggero rasoio, il brusio delle macchine. C'è una bellezza fragile, inspiegabile, che possiamo solo sfiorare con onde segreti un mattino, un mattino. Bravo, grazie. Grazie a tutti voi, grazie soprattutto a chi ha dovuto scrivere tutti questi brani, a Maria Rizzi, cui devo tantissimo, perché no, sei stata una delle prime che mi ha voluto apprezzare in altri anche contesti, quindi io ne sono sempre grato e poi grazie ovviamente alla sua responsabilità. Grazie. Grazie. Ora proseguiamo adesso con la performance di Francesca Branca e Emanuela Sanchez, Polvere di stelle, una breve performance. E poi si prepara per la successiva poesia Fiorella Capelli, che abbiamo sentito prima quando ci ha introdotto Francesca Branca. Ne approfitto sempre per comunicazione di servizio. Quando avremo finito, non andate via, perché di là ci abbiamo, lo ripeto, Pecorino, Carasau, Fermentino e Canoino. Un po' come va.
come giusto essere aperti, inclusivi. Del resto i messaggi di queste prime poesie sono chiari ed evidenti, no? Mi sfugge la protagonista, però forse ho intuito nella prima poesia, quella di Silvia Cozzi, ma mi sembra una poesia dedicata ad una madre. Fammi così, Silvia. È dedicata a una donna sovrumana, una donna L'avevamo, si intuiva. Ecco Francesca, non sono ancora pronti, e poi così un piccolo commento le altre poesie, tra le quali quella Clochard, interpretata anche plasticamente da Manuela Sanchez, ci ricorda anche questa triste realtà esistenziale a parte di questi individui che non sappiamo come, perché, ma si sono persi, ce li siamo fatti scappare, non lo so, non so. Sono quelle persone che una persona presente tra di noi segue dal punto di vista medico e scientifico, ed è Aldo Morrone, il professor Aldo Morrone, che è stato il direttore generale del San Camillo e che continua con le sue missioni in Africa per curare gli ultimi della terra, perché proprio lì ci sono gli ultimi della terra. Allora, però c'è un attimo una piccola variante, facciamo prima memoria di Fiorella Campelli e proseguiamo con la performance. Allora, Fiorella, è bello accoglierti qua, vai. Non hai bisogno del libretto, per questa tua canzone. Una dedicata alla... Memoria. Conservare nel mio tempo la memoria, chi sono stati, chi
bambina non sarò mai stata. Lo sguardo attonito, svagato, perduto, cercherà me stessa ovunque, in qualsiasi altro sguardo, nemmeno la paura esisterà tra i nodi. Non sarò mai stata. Le parole scritte restano, perché io possa esserci stato. Non sarò mai stata. Non sarò mai stata. Grazie. Tutte poesie da significato Accendi, molto accendi, profondo. accendi. Grazie. Allora, adesso la performance attesa è pronta? Sei pronta? Sì? Tutto a posto? Allora, Francesca Branca di nuovo, Emanuela Sanchez. Ok? Aspettiamo.
nessun inchino, acqua sui piedi, una borsa, una nave. Io qui non voglio restare. Procediamo? No, andiamo avanti adesso. Andiamo avanti così. Sì, allora adesso è il momento di Daniele. Ti aspetto qui, è il tuo momento. Attenzione a non passare di luce. Sì, aspetta che proviamo un attimo. Che cosa hai preso? Ah, c'è un po' d'acqua, c'è attenzione che c'è. Vabbè, Daniela mi vuole aiutare. Allora, No, aspetta. il mio cuore, sì. Andiamo. viaggio
volontà in un mondo di notte danzando sopra. Il mio cuore canta una canzone, la capirai intera quando sarà finita. Il mio cuore non è mio, il galletto è tuo amore, e nasce ancora come un Dio. Il mio cuore non è mio, il galletto è tuo amore, e nasce ancora come un Dio. Poi in tutto vorrei solo dire una cosa, che ovviamente sono parole, sono versi di un amore infelice, no? Però con il connubio di questa musica, tempo di valzer, incredibile, no? Dà una speranza, una leggerezza, il cuore sarà poi felice, speriamo. ci scriverai un articolo su questa serata. Grazie Maria. Allora, Maria. Eccomi, allora, ora arriviamo a una questione, voglio proprio vedere come se l'è cavata. L'amore maledetto di Paolo Puzzacconi, Vernacolo romanesco. Dai Ennio, forza Valento, vieni. Poi è romanesco, eh? Ho detto Vernacolo romanesco, ho detto voglio vedere come se l'è cavata. Appunto. Lui se punge, no? Puoi dire due parole? Allora, intanto Ennio è molto più romanesco di quello che sembra. Diciamo, lui ci sguazza quando canta, gli piace ed è bravo. Ha cominciato musica Roma. Esatto, è bravo. Poi volevo dire una cosa importante, che quando si parla di poesia si parla spesso di musicalità. La musicalità è qualcosa che è nel ritmo, ma anche qualcosa che è nell'essenza di ogni brano. E Ennio è bravo perché riesce a cogliere l'essenza di ogni brano e dà la giusta musica a ogni brano. Quindi per noi è una scoperta anche come autore. Grazie. E grazie a te. Grazie. L'amore maledetto. Vediamo un tangaccio argentino. Vediamo un po'. E dammelo st'amore maledetto, regalame la luce nella stella, portami il cuore fino su una stella e dammi il latte a notti che t'aspetto, soffrivo fuori da sto vicoletto, sfondavoli i muri di sta cella, sogniamo insieme che la vita è bella, montiamo al volo senza fare dietro. L'amore per gli altri è come il vino, scancella di dolori e di rimpianti, è l'unico sistema per avanti, l'unico modo per fregare il destino. L'amore per gli altri è come il vino, scancella di dolori e di rimpianti, è l'unico sistema per avanti, l'unico modo per fregare il destino. Dopo che hai visto il buio più profondo, bruciai gli occhi per guardare lontano, senti il tempo scorre tra le mani, quando te vestito tocchi al fondo, scappamo dal veleno del sto mondo, da sto futuro che non può andare piano, ma là non cielo non sarà più vano, si forse spartiremo ogni secondo, avanti tutti quanti, l'amore per gli altri è come il vino, scancella di dolore e di rimpianti,
Io voglio la mia, non voglio. A Roma si chiama. Grazie. Bravo Emilio. Adesso è il momento di Federica, come è un po' difficile da dire, Shantivash. La poesia Trattengo la tua mano. Federica. Resto fermo a guardare, mi specchio nei tanti silenzi ingoiati nell'immensità di una solitudine percorsa come una vertigine. Scorrono in me i brividi delle tue distanze, delle verità rivelate, dei sogni taciuti, e tremo per l'impotenza delle carezze mancate che percorrono nel mondo solcato del tuo viso. Quando gli occhi sono riflessi di una luce inaspettata, che ti depositano gemme di primavera nel cuore. E nella fragilità dell'autunno sento crescere le radici di un bene conteso anche dal sole. Rara bellezza dell'amore infinito di padre, rara bellezza dell'amore infinito di padre. Di una solitudine percorsa come una vertigine, ma i tuoi occhi sono riflessi di una luce inaspettata che mi depositano gemme di primavera nel cuore. Dell'autunno sento crescere le radici di un bene conteso anche dal sole. Rara bellezza dell'amore infinito di padre, rara bellezza dell'amore infinito di padre. Allora, la bellezza è che la poesia è dedicata al papà, ma ce l'hai aggiunto tu, però è stata un'altra chicca di Ennio, direi. Si capiva, però adesso bellissimo, un regalo non lo so per Federica, grazie. E adesso un'altra poesia romanesco, La vita, Massimo Chiacchierarelli, faccio esordio con Ennio.
9 questi, vediamo, questo Sono veramente curioso. sei curioso. Allora, qui abbiamo fatto un ritmo swing, anni 40. Anni 40, va bene. Pronti? Figlio, senti che ti dice nonno, posto per l'assai mollo, gioia giacchi, quasi non vedo più, sono triste e piango il tempo che fu. Visto mio marito con fanciulletto, con il violino azzurro che scoladetto, sono i tempi degli elementari, le scuole che fanno l'affari al cammino della vita nostra, e come la rotta della giostra, in basso c'hai paura che tutto è scuro, sali in alto e ti senti più sicuro, perché riesci a scoprire qualche mistero, buttando uno sguardo al mondo intero. Poi mentre veloce riscendi e i ricordi più spenti, t'accorgi che ti s'annebbia alla vista e t'arritrovi molti nella pista. Figlio, senti che ti dice no, posto per l'assai mollo, c'ho gli acciacchi, quasi non vedo più, so triste e piango il tempo che fu, c'ho gli acciacchi, quasi non vedo più, so triste e piango il tempo che fu. Massimo, vedi la forza della poesia sta in quel verso che dice la vita è una giostra. È così, no? È così. Infatti ci abbiamo. Sì. Siamo nudi. Sì. Grazie. Grazie a tutti, grazie. Allora, adesso è il momento di Sandro Angelucci. Sandro, eccolo qua. Il titolo della poesia è Le rive del Danubio. Sandro Angelucci. Questa l'ho fatta un po' rap, stile rappeggiante, un po' moderna. Budapest si muove lo stesso amore.
Siria e Palestina, scorre lo stesso Nilo, soltanto i fiumi disegnati posseggono la riva e segnano i confini e l'acqua avvelenata che tende a separare la morte dalla vita. Le rive del Danubio, le rive del Danubio, corre lo stesso Dio e non è acceso, scorre lo stesso Dio, una frase stupenda, solo i fiumi segnano con le loro straordinario, bravissimo, ma non alla sorpresa. Grazie, stupenda di tutte, stai facendo dei capolavori. Allora, adesso abbiamo una bellissima performance di Nicole Bertocci. Le serve il microfono a Nicole? Sì, ok. Vieni cara, vieni. Nicole Bertocci. Se io avessi un'amica e direi che non ne volterei mai le spalle e farei capire che hanno detto me l'abbandono, perché al mondo non si è mai soli e tra simili ci si conosce. Certo, ci sono quelle persone che non sanno restare, oppure che fingono di essere quello che non sono e tradiscono. Se allora un'altra volta da un'onda nera, ma imparerai a distinguere e capirai che la vera amicizia è fondata sulla fiducia e i sentimenti. I suoi sentimenti non vanno mai trascurati. Come la fenice che sbattendo immensamente le sue ali infocate rinasce, così anche l'amicizia tiene sempre nuovi inizi e porta luce dove c'è buio. Bravo.
il momento di Loredana D'Alfonso per Loredana, eccola. Grazie, guardati qua, non la sente. Il titolo della sua poesia, Ricami. Ma me l'ha fatta apposta, mi ha mandato 5 versi, provaci adesso. 5 versi. È una sfida, ha detto. Vediamo. Anche questo è un swingato, swing. E ci teniamo stretti questi stracci di normalità e con il filo dorato dei sogni sapienti talmente facciamo ogni giorno e ci teniamo stretti questi stracci di normalità e con il filo dorato dei sogni sapienti realmente facciamo ogni giorno Cinque versi. Cinque versi è una sfida. Adesso la dura prova, Bene, adesso presentiamo una poesia in sardo di quello che a mio avviso, ma non solo a mio avviso, il più grande poeta sardo vivente in questo momento, che non poteva essere qua perché ha molti anni sulle spalle e qualche problema di salute. Si chiama Giovanni Fiori, ha vinto tutti i premi immaginabili e possibili in Sardegna. Il suo veramente è un sardo, è un vocabolario molto vario, molto importante. Allora il titolo di questa poesia, ecco lo vedete, lui è Giovanni Fiori, il titolo di questa poesia è Camineras. Camineras vuol dire sentieri, percorsi. Lui attraverso questa poesia vede la Sardegna come un mare di sentieri, un mare di percorsi, illuminati dal sole, illuminati dalla luce. E lui lì dentro segue la sua vita, dentro questi sentieri si snoda la sua vita. Camineras, dovete anche la traduzione per chi non sapesse Salimba. Su pensamento e dirle per la mia luta in sole e un sospizio oscuro di un sistema unidos dando torre su
diada nuova camineras de nube y lontano e tutti tutto intende essa vita si prende di su di un manzano il gusto apenas del friscurento che turbios de prata pasurento sistemi litros son pastillos cantos dispirentes alas desa terra si vida dai tempus e asciutta e io terra mia ma da terra mai mi strappo un droso pensamento che ti ricordi tre alluta il sole quando si pesa quasi l'ussurento e ti ricordo alluta il sole quando si pesa quasi l'ussurento camineras de nube y lontano quando si pesa quasi l'ussurento e abbraccias apertas a vestita dall'azzurro una diada nuova camineras de nube y lontano e tutti tutto brindende salina si prende di su dei manzano in giusta apenas del friscurento si prende di su dei manzano il fusto apenas del friscurento In questa poesia ci sono tutte le cifre della poetica e della sonorità sarda. Grazie Giovanni. E adesso proseguiamo con la poesia di Maria Rizzi. Maria, ti tocca. Guarda, Maria Rizzi, I mali del mondo. Anche questa poesia è molto simbolica, emblematica. Riflette sui mali del mondo, Maria. È una medicina della poesia, questi mali del mondo. E la poesia sa dominare anche il dolore, lo sa domesticare. È l'unica forma di catarsi. Grazie. I mali del mondo. Alcuni vestono il filo della povertà, uccido col filo della pazienza, indossano bottoni di stanchezza e camicie in tessuto di tristezza, intrise di antichissimo sudore. Le loro scarpe sono in pelle di zigrino e con l'uso impiccioliscono, li allacciano con stringhe di disperazione, le stesse usate per impiccarsi, tacchi di umiltà senza illusione, li schiaccia, altri vestono con sangue fresco e nero artificiale,
lucido della fortuna, della ricchezza, oro alle dita, pietre al collo, tirate fuori dal fango dei perdenti. Quanti bambini muoiono per un pavone, in massima di superbia. Non esistono ali per cucire i mali del mondo. Non esistono ali per cucire i mali del mondo. Indossano bottoni di stanchezza e camicie in tessuto di tristezza, intrise di antichissimo sudore. Le loro scarpe sono in pelle di zigrino e con l'uso del piccioliscono li allacciano con stringhe di disperazione, le stesse usate per impigliarsi, tacchi di umiltà senza illusione di schiacciarci. Altri vestono col sangue fresco e neve artificiale, gli smoking tessuti coi dolori del dito, le scarpe illustrate come il vecchio lucido della fortuna, della ricchezza, oro alle dita, pietre al collo, tirate fuori dal fango dei perdenti. Quanti bambini muoiono più un pavone in massina di superbia. Non esistono ali per cucire i mali del mondo. Non esistono ali per cucire i mali del mondo. I mali del mondo. Maria, la tua pergamena, questa è una poesia sulla quale riflettere molto. Quanti bambini muoiono per un pavone in divisa di sfera? La poesia è sul rimpaccio Grande riflessione. Grazie Maria. Adesso io Ci invertiamo perché adesso sono io a presentare il presidente del gremio ed è un grandissimo onore con Curvuletta de Amore Antonio Maria Massia, grandissimo amico e nostro grandissimo. sì, no, questa, aspetta. Allora, questa è una poesia giocosa, una poesia d'amore e una dedica alla mia signora ai suoi 60 anni con questa corvuletta. Sono tonali che utilizzano la rima, l'assonanza tra corvuletta e toglietta, perché lei in sardo si chiama Antonia, Maria Antonia, ma la chiamiamo Toia o Toglietta, questa corvuletta cos'è? Sono gli orecchini praticamente, a forma di cestino, alla sarda, filigrana, di filigrana, dimenticavo, gli orecchini di filigrana. E quindi divertiamoci con corvuletta, gli orecchini. la musica È delicata, dai, è delicata. La poesia d'amore, il valzer dolente. Allora parlate.
rosso snello ne affanno, ma non passa più staffetto, rosa amore mio diletto. Corvulenta, corvulenta, minoria stepolienta, una destra e una manca, sono subito stai gridando, dai pizzina sono 60, fiore l'ombre, canta canta, resta rissa preferita, canto tempo sfida vida, la rabino a toglieta, odorata corpulenta, la rabino a toglieta, odorata corpulenta. Odorata corpulenta. Dai, brava, lo devi avere tu. Mia nonna Grazie. Allora, ora è un grande onore per me chiamare Franco Campeggiani con Morire te. Vieni Franco, ce l'ha fatta a rimanere fino a sera. Sentite, ma notizie di Luca Giordano? Niente? Non per minuto. Non è arrivato? Non per minuto. Ma non è che si è scordato. Ciao, ciao. Vuoi dire le parole? Questa è una poesia musicata e cantata dal nostro amico Sant'Aniello, che fa parte di un mannello di altre poesie a ispirazione amorosa. E ci siamo incontrati qualche anno fa e è nata questo incontro di amorosi sensi. A 5 chicchi. Adesso ne sentiamo uno. Morire in te, nei laghi dei tuoi occhi limpidi, come il sole che muore nel notturno mare. Morire in te, spegnermi, come si spegne questo ciclone di fuoco che cade nella rete del pescatore. Morire in te, così languente, cadere anche io mollemente nella rete pescatrice dei tuoi capelli al vento, nella dolce sera, e come stella accendermi nel golfo delle tue ciglia livide, nel battito fremente del greco universale. Morire in te, nei laghi, nei tuoi occhi limpidi, come il sole che muore nel notturno mare. Morire in te, così languente, cadere più mollemente nella
Arriviamo. Distratto perché è innamorato. Bravo Franco, grazie. Allora, adesso diciamo l'ultima poesia, ma non abbiamo finito, ma finiamo subito dopo, è quella di Francesca Branca. Ieri Francesca, siamo chi siamo, il testo del punto interrogativo, Siamo chi siamo? Siamo chi siamo? Ah, siamo. Come siamo chi siamo chi siamo. Anche questa è un po' funky. Che siete stati fantastiche. E a questo proposito, per completare un attimo la serata dal punto di vista nostro IPLA, perché siamo qui ospiti molto grati di questo evento, di questo gemellaggio, io chiamerei un attimo il vicepresidente Roberto
E poi vorrei qui accanto a me, Ennio, se si alza dalla tastiera la lascia un istante, Francesca, Nicole, Emanuela e il nostro Antonio Massia. Vieni qui caro, vieni. Allora, cominciamo dalle ragazze, le due ragazze che hanno fatto performance straordinarie. Noi diamo dei premi al nostro premio Voci, e li abbiamo dati e li daremo, uniti a tante altre cose, però i premi sono questi e noi per lasciarvi un segno di questa serata volevamo dare alle ragazze questo simbolo, è un simbolo, no, sono due simboli, dove sono? Vieni qui Francesca, Francesca a te, eccola, è così, è carina, una al nostro Ennio, direi dall'Alcoverchio, sì Roberto. È il nostro pensiero IPLAC che facciamo anche a premio e l'altro è per il nostro Antonio. Grazie. Grazie. Grazie, era solo un momento che volevamo rubarvi. Grazie a tutti, grazie anche a voi. Scusa Emanuela, Ennio, posso chiederti di fare l'ultima poesia, l'ultima canzone, diciamo. Noi donne, ce l'hai? Cioè, prenderò il libro e l'improvviso qua. Esatto. E allora vorrei qua sul palco Fiorella e accompagna la nostra Marilyn, accompagna la nostra mascotte. Quindi è una poesia questa dedicata alle donne. È la tua Ma come faccio? Un bravo artista non so per il Noi donne siamo come la terra, vicino alla luna, custodi della vita e dell'amore. Il nodo che conduce all'esistenza in profondità, che cammina, serve
alla luna, noi donne siamo la terra, noi donne vicino alla luna. Era improvvisata perché non c'era un testo. Allora, grazie a tutti voi.